Una delle cose fondamentali della mozzarella di bufala DOP Campana è che rilascia il suo siero, piange all'apertura ed è tutta bontà, tutta goduria. Ciao Patavini, siamo di nuovo nel nostro amato Prato della Valle e per la prima volta è approdato fuori Campania e nella nostra città il Bufala Fest, un festival interamente dedicato alla bufala. Adesso entriamo e andiamo a vedere qualche preparazione, qualche assaggio insieme. Allora, Ammetto di sentirmi un po' a disagio, e non per il calibro degli chef che ho con me, ma perché non ho solo la giacca da cucina, perché in realtà a me piacerebbe cucinare insieme a loro. e tu qui sei nel posto giusto. Sono nel posto giusto, a questo punto lascio a te la narrazione di questo luogo. Prima tappa Padova, noi è 10 anni che lo facciamo a Napoli. Bufala Fest vuole essere un incontro di grandi chef, di grandi amici, divulgatori, no? Di quello che è E di grandi prodotti. e di che è grandi la base. prodotti, alimenti e anche grandi aziende che ci devono supportare in questo mestiere difficile, perché è diventato difficile. Space Taste è il momento di incontro dove tutti i grandi professionisti vengono a cucinare gli alimenti sia del food e del beverage che vengono proposti in un contesto del genere. Dove ci sarà in questo momento l'incontro tra questo bellissimo taglio di bufala e l'ostrica alla brace Ma che filetto. del chef Mocellini. La conosci? La conosco. Adesso la Sì, facciamo, adesso la facciamo. facciamo. Pizza bianca con provola affumicata, pepe, basilico e la scorza di limone. È bella e bollente, non ho potuto fare a meno di assaggiarla immediatamente. Mi piace moltissimo la parte agrumata della scorza del limone e la provola affumicata di bufala, è tanta roba. Il caffè Pedrocchi porta il tagliolino con ragù di corte iconico loro con la menta e una stracciatella di bufala con polvere di menta e mente fresca. Non poteva mancare lo smash burger come trend pole. Smash di bufalo, salsa di pomodorino giallo e friarelli. Molto particolare, delizioso, bilanciato, non troppo saporito e da provare e godere, punto. Abbiamo ritirato 3 dei molti dolci che si possono assaggiare qui al Bufala Fest. Ovviamente ingrediente comune, bufala. Andiamo a assaggiarli. Catalana con latte di bufala, molto curioso di questo assaggio. Mamma mia, è super delicata, vellutatissima. Si sente molto, si vedono anche le bacche di vaniglia, è deliziosa. Il croccante è studiato apposta, arricchisce ovviamente tutto e fa sì che assomigli realmente alla vera catalana con lo zucchero crostizzato. È buonissima. Fogliatella che abbiamo visto aprire prima da Giorgio e farci questa bella clip. Tocca a me. Non chiedetemi il dolce preferito. È il momento di terminare i dolci, anche se qui abbiamo l'olio extravergine d'oliva, un bel crostino e il pomodorino con fighe, danno quel rimando e quella connessione dolce-salata perfetta per questa occasione. Da capotarse spaziale. Io lo vedrei bene anche come antipasto. Questo è un ottimo finale. Io ne approfitto per salutarvi, spero vi sia piaciuta questa piccola narrazione, perché è stato molto di più di quello che siamo riusciti a catturare e sarebbe molto di più perché mi piacerebbe stare qui ancora. Ciao Patavini.